lì sopra con il signor Isauro Pradolin, che è l'autore di queste straordinarie opere. Il signor Isauro però ha iniziato a lavorare con il legno piuttosto tardi. Sì, a 70 anni. Perché prima cosa faceva? Muratore, carpentiere. Quindi... Ho lavorato all'estero, 7, 8, 10 anni all'estero. E dopo sono andato in fabbrica qui, alla Rex, e dopo alla Monopanel. Venivo a casa e facevo questi lavori qua, piano piano. Il legno per lei è sempre stata passione, mai un lavoro. Come ha scoperto che si potevano creare con il legno queste opere bellissime? Ho cominciato con la mia casa, ho fatto sulla mia casa. Sono stato 3-4 mesi a farla, però l'ho fatta e dopo sono andato avanti. Com'è che sceglie quale chiesa, quale campanile iniziare a riprodurre? Ma non sono anch'io. Io vado, vedo un bel campanile, gli faccio 4 fotografie e vengo a casa e lo faccio. E questo l'ha imparato adesso? L'ho imparato da solo. Tanta buona volontà? L'ho imparato da solo perché io ho fatto appena la quinta elementare. Ma la sua esperienza di muratore, di carpentiere, l'ha aiutata in questo studio delle strutture? Passione e basta. Ecco, questo qui è il campanile di Elemonso, Carnia. Che tipo di scala è questa? Questa qui è la scala alla Leonardo da Vinci. E che particolarità ha? Uno sale e l'altro sì. È una doppia elica praticamente. Sempre nella stessa scala. Se va via a Parigi ci sono quelle scale qui, fatte da lui. Una delle tante invenzioni geniali.